Ci troviamo oggi al ristorante Ca del Poggio, una posizione fantastica immersa nelle colline del Prosecco. Tra qualche istante noi andremo direttamente in cucina dove incontreremo lo chef Marco Stocco che ci aspetta per una ricetta davvero incredibile. Venite con noi. Ci siamo spostati nella cucina del ristorante Ca del Poggio dove ho incontrato Marco Stocco, lo chef di questo posto meraviglioso. Ho visto che hai già preparato davanti a noi dei colori e degli ingredienti incredibili. Intanto grazie per averci ospitato. Prego e buongiorno, ciao intanto. Ci racconti un po' che cosa troviamo qui sul tuo bancone? Beh, quest'oggi prepariamo una ricetta qua nel nostro territorio con i nostri prodotti. Noi siamo una cucina di mare, quindi abbiniamo ai prodotti all'orto veneto, come si dice, i prodotti della laguna veneta. Oggi facciamo un risotto con gli scampi e gli asparagi bianchi di Cimadolmo, in questo caso, sfumati col prosecco. Direi assolutamente territorialità e gusto. Prepariamo il fumetto di pesce, quindi partiamo con Dagli scampi, ok. Con gli scampi. Togliamo dal carapace la coda e andiamo a fare in questa maniera qui. La testa e le scorze, quindi la corazza, andiamo a metterle su un pentolino per preparare il fumetto. Ecco, già l'abilità nell'apertura è qualcosa di ammirevole, direi. Vedi? Se si riesce bene a tenere la coda viene via direttamente anche il filetto della Fantastico. sabbia, così in questa maniera, che può risultare sgradevole, insomma. Mettiamo anche le teste e mettiamo a bollire con un po' d'acqua per circa almeno un'oretta. Aggiungiamo un po' di sale, poco, e un po' di vino. Incominciamo a lavorare gli asparagi. Che vanno pelati, quindi. Che vanno pelati. In questo caso useremo la parte più nobile dell'asparago, quindi le punte fino a metà dell'asparago. Che la parte finale solitamente è quella magari un po' più duretta, Sì, no? può risultare un po' più duretta. Sì. Si usa soprattutto Certo. nei risotti, ma in questo caso vogliamo fare una cosa più delicata, allora usiamo solo la parte iniziale dell'asparago. Togliamo la parte finale, tagliamo gli asparagi a rondelle, non troppo grossolane e neanche troppo fini. Tritiamo la cipolla finemente e andremo a preparare il fondo per poi preparare il risotto. Mettiamo la nostra cipolla senza esagerare, che sennò toglie un po' troppo il gusto dell'asparago e dello scampo. Lo scampo che già è delicato di per sé, Sì. no? Quindi rischia di essere coperto se la cipolla è troppa. Esatto, chiaramente. questo risulta anche un piatto, se vogliamo dire, dolce, perché sì, con gli ingredienti che abbiamo usato, quindi l'asparago e lo scampo, che sono dei prodotti sì, dolci, diciamo dolci. Ecco. Diciamo delicati, Delicati, eleganti. bravo, proprio delicati. Mettiamo sul fuoco a soffriggere, prendiamo gli scampi, gli diamo una tagliata grossolana, perché in questo caso erano degli scampi piuttosto grandi, Sì. se no in altra maniera, se sono piccoli si possono lasciare benissimo interi. Aggiungiamo gli scampi al soffritto e lasciamo cuocere per altri 5 minuti circa, aggiungendo del vino bianco, sempre il nostro amato prosecco. Ecco, io posso garantire a chi ci segue da casa che in questo momento il profumo inizia a diventare veramente invitante. Dopodiché il piatto è pronto per mettere, diciamo, il riso. Aggiungiamo il riso, in questo caso abbiamo usato un Carnaroli che rispetto al violone nano magari tiene di più la cottura, Certo. è un po' più pregiato, diciamo così, anche se noi veneti abbiamo sempre usato tantissimo il violone nano. Mettiamo Da tradizione. da diciamo. tradizione, esatto. Diciamo che per porzione vanno 80 grammi. E intanto accoglie anche i sapori dello scampo, della cipolla, del soffritto che abbiamo fatto. Proprio così, proprio così. Sfumiamo ancora con del vino bianco, col prosecco, scusatemi.
fumetto che ricordiamo è un brodino, tra virgolette, di pesce fatto con gli stessi carapaci e con gli scarti degli scampi. Sì, in questo caso abbiamo usato gli scarti degli scampi per rimanere in tema col gusto del risotto che andiamo a fare, insomma. Io sono nato con la tradizione, mi piace ogni tanto mettere qualcosa di alternativo, rispettando la tradizione, perché i nostri cari ci hanno tramandato qualcosa di eccezionale. È un sapere vero e proprio. Guarda, mi cogli sul vivo, mi vengono i peli d'oca, perché guarda, è una cosa che mi aggrada tantissimo, Il poter anche, diciamo, trasmettere le cose che ci hanno dato i nostri è qualcosa di fondamentale. Cerchiamo di non perdere queste cose qui. Assolutamente, io credo che poi comunque questo tuo sentimento, questa tua emozione che è palpabile si possa ritrovare anche nei piatti che prepari. Spero di sì. Circa a metà cottura aggiungiamo gli asparagi, che quindi rimarranno un po' croccanti a fine e mantengono cottura. le proprietà, il sapore, il gusto. Esatto, mantengono più il loro sapore. Siamo quindi a questo punto alle fasi finali della preparazione di questo riso. Ci siamo quasi, mancano 2-3 minuti a ultimare la cottura. Io amo a questo punto lasciarlo, una volta che è pronto il riso, lo lascio un minutino a riposare in modo che il riso molli fuori tutto l'amido che ha rimanente, in modo da formare come una cremetta. Ecco, quando si fa un riso con il pesce la mantecatura viene fatta comunque, alla sì, fine? la facciamo comunque, viene fatta magari in maniera un po' più leggera rispetto a un prodotto di carne o di verdura, diciamo così, però viene fatta lo stesso. Adesso andiamo alla mantecatura. Ci mettiamo qui sopra. Ecco, Quindi, mantecatura come insegnano e come ci insegni anche tu, sempre fuori dal fornello. Sempre fuori dal fornello. C'è chi la fa anche a fuoco, a pieno fuoco, ma noi lo facciamo a fuoco spenti. Quindi mettiamo il parmigiano reggiano, ci mettiamo un filo d'olio, del prosecco e mantechiamo. Girando per bene. Eccoci. Anche la mano esperta contribuisce a un'ottima mantecatura, come vedo. Sì. Chi usa il piatto piano, chi usa il piatto fondo, a me piace usarlo fondo per mantenere un po' diciamo i profumi, meglio i profumi e il calore, insomma. Certo. Eccoci qua, i nostri risotti. Scampi, prosecco e asparagi bianchi. Il piatto è pronto, il piatto è bellissimo. Eccoci qua. Io devo essere onesto, non vedo l'ora di assaggiarlo. Certamente, guarda, è un onore. Ci siamo trasferiti a questo punto all'esterno del ristorante Ca del Poggio e siamo qui in quella che è stata ribattezzata Piazza Ca del Poggio. In questo luogo il prosecco incontra il mare, è così che si dice. E in questo caso siamo qui insieme a Karen, è venuto a trovarci anche Alberto Stocco, insieme a Marco, titolari di questa attività, e Karen adesso farà un abbinamento speciale di un vino con il piatto che abbiamo preparato prima in cucina con Marco. Io direi sono molto invidiosa che voi avete assistito alla preparazione di questo piatto, perché non ho potuto vederlo, però è un piatto che già al naso mi racconta tantissime cose, contornati già dall'asparago, dallo scampo e anche dalla gondola che richiama il profumo del mare. Assolutamente. Ma questo profumo si sente chiaro e tondo proprio provenire anche dal piatto. C'è qualcosa, c'è una profondità che richiede un abbinamento che sia di armonia, che sia matrimoniale, che non vada a sovrastare quelli che sono tutti questi sapori di terra e di mare, ma che contemporaneamente pulisca il palato con una certa delicatezza e ci prepari ad un altro assaggio. Molto bene. Ma io so che qui dentro c'è anche un ingrediente speciale che ha completato questo matrimonio. Io i matrimoni non li voglio assolutamente distruggere, per cui anzi direi che la proposta di abbinamento è in concordanza a quella che ha utilizzato il nostro chef, e quindi proporrei proprio il prosecco delle nostre zone. Che è un prosecco particolare in questo caso. Sì, infatti Riccardo, io non avevo voglia oggi di stappare una bottiglia, l'ho già fatta scaraffare, quindi c'è già qualcosa di particolare. Oggi vi proponiamo un prosecco che è stato rifermentato in bottiglia.
una tradizione in un certo senso popolare della cultura della zona che prevede che il vino fermo che è stato preparato durante l'autunno venga poi tendenzialmente in primavera inserito in bottiglia con i suoi lieviti, con un po' di mosto, quindi con un po' di contenuto zuccherino che gli permetta una seconda vita, una seconda fermentazione e poi in bottiglia, esatto, e poi sta lì con i lieviti a dar vita quindi ad una presa diciamo di spuma, quindi c'è di nuovo una formazione di bollicina, di anidride carbonica e contemporaneamente c'è un continuo scambio di sapori, di sapidità, di elementi sensoriali molto interessanti con quelli che sono i suoi, attenzione, fondi. Come ci raccontavi è comunque limpido, in questo caso non è torbido come magari uno si potrebbe aspettare. Esatto, noi in questo caso abbiamo pensato di proporvelo intanto in questa versione diciamo un po' più consueta che tiene i fondi, quindi proprio i lieviti, all'interno della bottiglia, quindi sono rimasti lì. Però non dimentichiamoci che in questa vita di passaggio in cui i lieviti e il vino sono costantemente insieme c'è un ricordo del lievito anche qui. E infatti anche a livello sensoriale si annusano queste note di tostatura che ricordano la fragranza del pane, che si mescolano a quella che è la frutta caratteristica proprio del nostro vitigno. Io direi di passare i bicchieri anche a voi. Quindi Andiamo con i padroni di casa, giustamente, che sono qui, che ci ospitano in questa giornata peraltro meravigliosa. Abbiamo sullo sfondo le colline, quelle del Prosecco, le colline che contraddistinguono il prodotto di cui stiamo parlando. Infatti. Una giornata che è un disegno, un'opera d'arte. Meraviglioso, abbiamo anche le foglie di vite della glera, che appunto è la varietà che ci dà poi il nostro Prosecco, e vediamo che questo vino che è stato a contatto con i lieviti ha anche dei riflessi che perdono i suoi verdognoli e diventano un pochino più dorati, e al naso si sente proprio questa commistione, quindi questa spezia, questa tostatura che fa emergere a volte delle note un po' più mature, quindi c'è la mela, c'è la pera un po' più matura e soprattutto quell'agrume che in questo caso va proprio a stemperare. Qui abbiamo dei limoni, ma si sentono anche delle note agrumate che virano verso l'arancia, che va proprio un pochettino a stemperare questo sentore del mare poi presente nel piatto. Proviamo ad assaggiarlo. Sentite che la caratteristica di questo vino è una bollicina che è molto delicata, proprio perché questa compenetrazione col lievito la rende più piccola, la rende più simile a una spuma piuttosto che a una frizzantezza diciamo più pimpante che è presente invece quando assaggiamo un'acqua frizzante o che è più presente in uno spumante, quindi può essere anche molto delicato, però va proprio a sgrassare, sentori anche con un leggero fondo amarognolo, una bella comunque acidità che va proprio a pulire, a riempire il palato. Se lo vogliamo invece assaggiare con una certa morbidezza, possiamo proporlo in una versione più torbida. Allora direi che in questo momento possiamo provare il piatto, possiamo assaggiare, procedere con l'assaggio e capire, Karen, se questo matrimonio tra il vino e il piatto fatto dal nostro Marco funziona. Proviamo. Beh, direi che le note sapide e anche sulfure un po' del piatto riescono bene a integrarsi, a entrare in armonia con quelli che sono gli elementi del vino, che immediatamente tira fuori tutta la sua mineralità ed è veramente il prosecco che ha dentro qualche ricordo del mare. E quindi a questo punto facciamo e proseguiamo questo viaggio dalle colline del Prosecco alle Ande attraverso la musica. Restate con noi a tra poco.
E mentre degustavamo la canzone che abbiamo appena sentito, abbiamo provveduto anche a sostituire il vino che stavamo assaggiando prima. In questo caso sempre vino col fondo, Karen, però un'altra tipologia. Sì, abbiamo deciso in questo caso invece di proporvelo torbido, quindi con i lieviti gentilmente rimescolati all'interno della bottiglia, e come potete vedere quindi il colore e il discorso cambia, anche a livello sensoriale si sente ancora di più questa profondità, emerge ancora di più la mineralità arricchita dalle note di crosta di pane, quindi di nuovo del lievito che gli dà la spinta, ma la sua grande potenza è al palato. Se voi lo sentite, proprio al di là dell'acidità che rimane comunque importante sempre della bollicina delicata, è proprio così particolarmente invadente, quasi morbido, e riempie molto di più il palato. E questo richiama proprio anche la musica che abbiamo ascoltato fino adesso, quindi abbiamo inserito i fondi, abbiamo sperimentato anche nel vino e anche nel piatto quello che è il prodotto della terra, e infatti voi avete ascoltato un pezzo strumentale che è di Gustavo Santaolalla e ricorda un percorso fatto nelle Ande argentine, da quella che è la città di La Quiaca a 3000 metri di altitudine fino a Ushuaia, che è la fine del mondo nella Terra dei Fuochi, che arriva praticamente a 6 metri sul livello del mare. Quindi siamo proprio passati anche sulle Ande, dal mare all'altipiano. È un po' come qui, insomma, abbiamo il mare rappresentato anche da questa gondola meravigliosa qui a Ca del Poggio, e poi i rilievi, le colline splendide della terra del Prosecco. A questo punto io direi che possiamo concludere la nostra puntata qui ospiti a Ca del Poggio. Ringrazio ovviamente Alberto e Marco, che sono stati preziosissimi, grazie Karen per i tuoi consigli sul vino, preziosi come sempre. Quindi, calici al cielo, direi di procedere con la nostra frase di rito, che è: diamo valore al nostro territorio.